Buon pomeriggio signore e signori, eccoci tornati su Round 2 Total War. Ci eravamo lasciati con l'assedio di Diospolis, eccolo qua, guardatelo che bello in tutto il suo splendore. Siamo due legioni potentissime perché abbiamo la settima Concordialis, guardate il livello del generale, ma in generale guardate che potenza di fuoco abbiamo. E poi abbiamo l'altra legione che è la prima italica, legione storica affiancata, che abbiamo dall'inizio di Roma, la prima legione vera e propria, che ragazzi presenta 1, 2, 3, 4, 5 stelle di generale con delle caratteristiche 8, 9, che è una roba incredibile. Qui addirittura 12, 11 e 6, vabbè raga. Ma di cosa stiamo parlando? Qua abbiamo proprio questo assedio da fare. Sarà, spero, molto spettacolare e spero che lo vogliate godere insieme a me questo gameplay. Poi ci sarà anche la presa, non so quando, di Mios Hormos, sicuramente da effettuare. Abbiamo qui due legioni pronte per bloccare la strada, eventuali truppe che volessero passare per andare a prendere Alessandria o in supporto a Mios Hormos e a Diospolis. Abbiamo la flotta, per ora incapace di spostarsi in quanto ha esaurito tutto il suo movimento, che è alla caccia dell'altra flotta nemica che non sappiamo dov'è. Sappiamo solo che non è in questa parte, probabilmente sarà finita in questa zona, ma ce la siamo persa. E poi abbiamo due legioni pronte per attaccare Ephesus o Side, una delle due, sicuramente la metteremo a ferro e fuoco. La terza legione, che era programmata, purtroppo ha subito gravi perdite dovuto alla pestilenza e probabilmente penso anche alla carestia, essendo tre legioni su un territorio appena conquistato che dovevano mangiare, ma cibo probabilmente non ce n'era abbastanza e quindi mi sono andate un po' in una situazione di penuria di truppe, si hanno iniziato a ammalarsi eccetera. E quindi ho dovuto dare tutte le truppe buone, diciamo, radunarle e darle a questa legione, la 13ª Marzia, e lasciare indietro la 10ª Africana. 10ª Africana che tra l'altro era una delle legioni più forti che avevamo, però adesso purtroppo è stata depauperata dei suoi uomini. A nord la situazione per ora dovrebbe essere tranquilla, non abbiamo, come vedete, dal confine bianco nemici che ci minacciano direttamente e anzi ci stiamo godendo le guerre che ci sono a nord, perché le varie fazioni si stanno dando guerra. Anzi, fatemi vedere, andiamo a curiosare un po' cosa sta accadendo. I Suebi hanno preso, no ok, sono sul loro confine, ci sono questi che sono in guerra con un bel po' di fazioni, ma nessuna di quelle a nord. Ok. E poi abbiamo i Suebi. Quindi fondamentalmente è stato inserito questo territorio che va un po' a bloccare diciamo il contatto tra gli Iceni e i Suebi. Suebi anche molto forti, devo dire, comunque come popolazione, anche se non riescono ancora a sradicare Pergamon. Non riescono ancora a sradicarla da questa zona. Io gli ho dato un sacco di tempo per poterlo fare, ma vediamo. Gli Iceni invece, subdoli e pericolosi, perché sono bellicosi, sono comunque siamo in pace con loro e sono comunque diciamo confinati in questa zona. Hanno perso diversi territori in seguito alle nostre azioni, però ecco, diciamo che sono in una situazione veramente di precarietà che non li favorisce. Ora signori, andiamo a goderci l'assedio, eccolo qua, di Diospolis, perché merita, spero, meriterà di essere visto. Attacchiamo con la 7ª Concordalis, una delle legioni più forti che abbiamo sul territorio. Appunto, come detto precedentemente, vedete qua abbiamo circa 5.000 uomini contro 5.200 uomini. Loro sono abbastanza corazzati, non in maniera eccessiva. Il tiro è scadente per quanto riguarda il loro esercito, però hanno delle truppe di rinforzo, direi abbastanza, di guarnigione abbastanza fastidiose, tipo questi arcieri che hanno anche un buon grado di esperienza, ma anche queste picche. Quindi andiamo a giocarcela, vediamo cosa ci dà il computer. 64, vedete? Ci dà 64, 62, 60. Vuol dire che la resistenza loro sarà abbastanza elevata, ma noi siamo qui per far ricredere il computer e per assaltare la città. Vedremo come andrà la cosa.
Bentornati ragazzi. Mi raccomando, pushate questa serie il più possibile. Ok, attacchiamo, anche perché noi abbiamo tante truppe dalla distanza, tanto tiro, quindi iniziamo lo schieramento con queste caratteristiche, cioè quella dell'asciutto. E abbiamo davanti a noi la città, ragazzi, bellissima tra l'altro, con l'obelisco in mezzo, bellissimo. Questa è città egiziana che si spera presto diventi romana. Allora, vediamo, abbiamo un punto d'accesso, secondo punto d'accesso, terzo punto d'accesso, quarto punto d'accesso, quinto punto d'accesso, sesto e settimo su una delle strade principali. Allora, a me piace molto questo spot, vi devo dire, devo essere onesto. Sicuramente l'altra legione però arriverà alle nostre spalle, perciò utilizzare quello spot là potrebbe dividere troppo il nostro esercito, troppo. Io direi di mantenere una buona divisione, cioè mantenere comunque la formazione in questo modo, ci mettiamo magari al riparo e aspettiamo che arrivi l'altro esercito. Fondamentalmente non vado a fare grandi modifiche, l'unica cosa che voglio fare è fare una prima linea di questo di tiro, che sicuramente ci aiuterà, e io mi sposterei anche un po' più indietro a dire la verità, perché non voglio che loro vengano a rompermi le scatole. Facciamo una prima linea di fanteria meno diciamo esperta. Qui facciamo delle ali un po' più esperte. Il centro sicuramente la truppa più esperta, e il nostro generale per ora lo mettiamo qua dietro. Iniziamo la battaglia. Non voglio attaccare, quindi voglio solo vedere dove entreranno i miei uomini. Eccoli là, tutti schierati davanti a noi. Credo che il tiro sia abbastanza forte il loro, Intanto qui ci avvisa che sono arrivati, ma va, dai, da direzione opposta. Togliamo questi suggerimenti inutili che mi fanno solo arrabbiare. Allora ragazzi, allora vediamo loro cosa vogliono fare. Da direzione opposta. Porca miseria, lo facevo bene a metterli di qua. Ah, questo gioco. Questo gioco. Cosa stanno facendo questi qui che sono... Stavano facendo casino tra di loro, vabbè. È uscita la cavalleria. Io mi voglio spostare a questo punto in direzione della mia nuova legione, quindi ci spostiamo. Loro credo vogliano venire qua da prendermi la cavalleria, ma io non glielo permetterò. E allora si stanno distribuendo, quindi un po' fastidiosi. Forse ci vogliono schiacciare, anche perché la linea rossa, no beh, non è vicinissima, ma non è neanche lontana. Qua cosa vogliono fare? Allontaniamoci e portiamo avanti questi. No dai, non venite a darmi noia. State nel vostro. Oh, che barba. Ok, allora io direi facciamo una U. Facciamo un bel giro a U e ci giriamo. Ok. Dai, venite di qua. Dai, fermiamoci e combattiamo. Ok, qui la cavalleria la spostiamo ancora. Loro sembrano proprio... non riesco a capire se escono, se vogliono uscire o no. Spostiamoci ancora un po' più indietro. Ok, qua comunque, vabbè, non c'è partita. Li abbiamo distrutti. Vediamo adesso qua come si metteranno i miei uomini, ma insomma non è proprio il massimo. Qui abbiamo una cavalleria, la possiamo andare a recuperare, la spostiamo in questa zona. Loro sembra vogliano darci battaglia, Sembra vogliono darci battaglia. Questi li mettiamo qua e poi vediamo. Ok, intanto tutto l'esercito è qui. Il generale se ne può tornare indietro. E ruotiamo, dai, ruotiamo anche noi. Mi sto avvicinando un po' troppo al loro tiro, quindi spostiamoci un po' così. Sono comunque tanti, Sono
Sono comunque tanti. Cacciamo questa cavalleria che spaventata se ne andrà da un'altra parte. Ok, non abbiamo subito molte perdite, devo dire. Eccola qui la nostra cavalleria col generale. Ok, qui abbiamo 3 più 3. Ci mettiamo qua. Adesso se ne va qui. Questo se ne va qui. Ok, sono fermi mi sembra. Non mi sembra stiano attaccando. Ok. Mettiamoci in questa zona. Ok, loro se ne sono andati, quindi possiamo riposizionarci al centro, cioè vicino al nostro generale. Ci mettiamo qua sul fianco. Ci spostiamo ancora leggermente. Intanto tiro anche loro, però qui c'è il generale nemico. Allora, il generale nemico. Cos'è che abbiamo qua? Unità a cavallo. Tutte unità a cavallo. Allora io potrei prendere direttamente il centro con questo esercito, ma non lo voglio fare perché che gusto c'è. Che gusto c'è. Purtroppo la deficienza delle A si vede. Allora, vediamo cosa stanno facendo questi. Ok, ci siamo ridisposti. Io a questo punto avanzerei con il tiro. Faremo un po' di tiro, un po' di schermaglia. Solo che chi posso colpire? Chi posso colpire solo altro tiro. Tiro con tiro. Invece qua il tiro non c'è. Qua il tiro non c'è. Allora prendiamo queste truppe, mettiamole qua nella boscaglia, così dovrebbe essere un po' più riparate dal tiro avversario. Avviciniamo la cavalleria. Questi li spostiamo. Questi dovrebbero essere ormai in formazione. Li spostiamo qua. Ok. Perfetto. Allora, potremmo avanzare. E io volevo colpire questi cavalli qua con il tiro, che sono quelli più fastidiosi. Allora, spostiamoci. Andiamo a fare un attacchino, giusto per... Non ci arrivano, ovviamente. Dai, dai, forza. Adesso entreremo sicuramente nel range di questi. Attenzione. Vai, sparate su questi. Possono essere veramente fastidiosi. Vai ragazzi, una salva su questi, dai. Dai. Ragazzi. Poca roba fanno. Dove vanno? Dove vanno? Ci prendono di lato. Ecco, questa è la prima cavolata che ho fatto. Tutta la battaglia. Andate via. Ok, inseguiamo con la nostra cavalleria. Ok. Sì, beh, non c'è bisogno di tirare le frecce. Ok, si muovono anche loro. Forza l'attacco a questo punto. Attenzione. Giratevi.
Ok, la loro cavalleria sta andando in fuga, perfetto. Ed c'è andata. Probabilmente non si aspettavano un tale ribaltamento di risultato. Ok, ci giriamo. Ok, andiamo a contatto. Questi sono isolati. E li andiamo a prendere con la cavalleria. Niente. Andiamo di qua. Ok, loro se ne vanno in fuga. Portiamoci verso questo altopiano. Allora, avanziamo con... no. Avanziamo con tutti loro così, a questo punto. Attenzione. Ok, chiudiamoci verso questo settore. Ok, cavalleria intercettata. Va bene. Ora intervengono a difenderla, ma a me non interessa. Facciamo ispira gruppo. Ok, arcieri individuati. Forza, questi sono cavalli, fa niente. Ok, bene. Ok, ok, benissimo. Cacciati gli arcieri. Benissimo. Dai. Allora, tu occupati di lei. Tu occupati di lei. Voi tre invece, scusa questa, vi occupate di questo. Ok, gli arcieri sono in confusione. Ci sarà l'attacco da dietro di loro, ma fa niente. Facciamogli polpette. Attenzione. Attenzione. Mettiamoci dietro. Attenzione. Dietro. Dietro. Attenzione. Cavalleria impantanata. Via. Via, 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 via. Potevo giocarla meglio, No. Questa è unità da tiro. Qui c'è il generale che se ne può andare. Ok. Benissimo. Qua l'impatto, benissimo. Via. Attenzione a questi. Ok. Qua ragazzi, dai. Contro questi. Ok, perfetto. Facciamo fare il giro alla cavalleria. Ok. Attenzione. Entrate, 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 entrate. Ok, ok. Vabbè. Un po' di danno ce lo subiamo. Neanche troppo in realtà. Riusciamo comunque a scappare. Ok. Via, 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 via. Via, via, via. Sì, potevo giocarmela un po' meglio, Potevo giocarmela un po' meglio. Allora, riuniamo un po' la cavalleria. Ok, va bene. Qua mi stuzzicano. Spostiamoci. E andiamo a prendere questi arcieri. Ok. Qua la cavalleria si è schiantata. Attenzione a queste truppe che ci stanno un po' avvolgendo. Ok, facciamo il giro. Attenzione. Attenzione, rientriamo. Ok, via ragazzi. Perché passate vicino a loro? Porca maledizione. Ok, andiamo a prenderci questi. No. No, li lasciamo qua. Fa niente, anche se prendono un po' di tiro.
Ma ci sono questioni più urgenti. Ok, stanno arrivando. Compattiamoci. Attenzione. Qua me li sono persi. Fa niente. Ok, dai cavalleria, forza. Forza, forza. Loro secondo me hanno finito praticamente il tiro. Sì, c'è ancora qualcuno che ci dà noia, ma niente di che. No, dove va il generale? Torna indietro. Ok, teniamo botta. Ok, andiamo a prenderci questi. Forza. E adesso andiamo a aiutare i nostri soci. Eccoli che arrivano, il nemico. Eccolo che arriva. Loro hanno ancora frecce. Qualcosa di tiro ce l'hanno. Sì, qualcosa di tiro ce l'hanno. Vai. Qua mettiamo la nostra. Benissimo. Invasione di campo. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo. Questi sono grossi, vanno qua. Vediamo qui come sta andando la situazione. Abbastanza. Questi dove vanno? Dove vanno? Rimanete qua. Allora, andiamo a prendere questi arcieri qui di lato con la cavalleria. Ok. Ok, qui la cavalleria sta massacrando, benissimo. Andate a inseguire questi, voi questi e gli altri su questo, va bene. Ok, portiamoci in range. Attenzione al lato. Anzi, a lato non portiamo loro, ma portiamo loro. Ok, chiudiamoci. File serrate, signori. Ah, non me lo consente. Perché non me lo consente? Dai, chiudetevi. Andiamo a prendere a selezionare così. Ah, non mi si chiudono. Va bene. Ok. Ok, stiamo prendendo il centro della città. Ok, ci hanno lasciato in pace qui. Andiamo di qua allora a questo punto. Voi ruotate tutti e... forza contro questi. Voi salite di qua. Accompagnateli. Ok, il generale deve attaccare. Perfetto, ci siamo chiusi. Andate a far fuori questi arcieri. Ok. Qui c'è uno scontro uno contro uno. Ci mettiamo sul promontorio qua. Iniziamo a pushare con questi. Ok, qui fatti fuori. No, andiamo qua col generale automaticamente. Mi stanno tornando indietro. Mi stanno tornando indietro. 1, 2, 3. Qua. Ok, generale, guardate qua che velocità il generale, signori. Mamma mia. Questi non hanno ancora fatto la loro strage. Generale, generale si butta così in faccia al nemico. È un po' troppo adesso, però un po' troppo. Torniamo indietro, attenzione. Attenzione. Ok, il generale torna. Ok. Teniamoci belli chiusi. O almeno ci proviamo. Ok, qua il danno è stato fatto. Voi, forza ragazzi, attaccateli. Avanti, avanti. E non è facile gestire, raga. Ve lo dico perché... Ok, cavalleria deve tornare.
Loro avanti e forza. E si va in battaglia. Ok. Tutti avanti adesso. Non è facile. Dai, contro di loro. Contro di loro. Ovviamente devo togliervi però questo, se no ci impiegate 20 anni a raggiungerli. Ok, forza. Never surrender. Forza. Qua stanno facendo un bel panino, perfetto. Panino fatto. Spostiamoci in questa zona. Ok. Dai, l'ultimo push. Contro di loro, forza. Ce l'ha il generale da solo. Lo fa qua il generale? Ma come gioca? Via. Posso girare le balle. Dai. Forza. Attacchiamoli. Dovete dare una mano, Dovete dare una mano. Ok. Arrivano gli altri dal dietro. 1, 2, 3. E gli altri ancora. 1, 2, 3. Ok, perfetto. E tu, amico mio, contro questi. Dai, che li stiamo facendo fare il giro. Allora, questi si stanno allontanando. Non c'è bisogno che vadano tutti i miei. Ok, forza. Qui è ritornata la cavalleria. Andiamo di qua. Ok. 84 uomini, speriamo non si riprendano. Ok, questi di qua. Vai. Tutti dentro. Ok. Qua paninatissimi. Ok. Forza. E ok, qua circondati completamente. Vabbè, qua circondati completamente. Dai, dai, ci siamo. Vediamo a fine battaglia quante morti ci sono state, signori, perché vediamo un po'. Vediamo un po' quante morti ci sono state. Ok, continuate a fare danno. Quelli là sono scappati, me li andiamo a prendere con la cavalleria. Ok, questi sono collassati, perfetto. Forza. Forza. Allora, andiamo questi due e andiamo contro qua. Fa una strage, signori. Una strage. Ok, anche qui mi sembra che sia tutto a posto. Facciamo ritornare. Ok, qua si sono sciolti. Qua si sono sciolti. Forza. Anche qua sono stati completamente distrutti. Serriamo i ranghi, forza. Completamente sciolti, signori. Abbiamo delle truppe ferme, ma ok. Ora si stanno arrendendo. E anche il generale loro probabilmente si darà la fuga, ma inutilmente, perché è in un accampamento e ci morirà. Signori, così è andata la battaglia. Ora andiamo a vedere il resoconto di questa battaglia. Giocata un po' così così, se devo essere onesto. Potevo fare di meglio e soprattutto diciamo che la disposizione dell'IA non è che ha giocato proprio a nostro favore. Purtroppo la cavalleria ne ha subito tanto. Vedremo se questa cosa ci penalizzerà in futuro. Però devo dire che l'esperienza fatta dalle nostre truppe è eccezionale. Loro hanno perso 4.631 uomini, quindi la totalità quasi.
e noi ne abbiamo perse solo 448. Purtroppo tanta cavalleria, perché non ho avuto l'occhio di essere focalizzato un po' sulla cavalleria. Però vabbè. Bene, 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 bene. Una città conquistata. Purtroppo abbiamo perso ben 3 unità di cavalleria. Wow. Bella, bella batosta. Va bene, direi che si sono salvati in bene in pochi, ma questa città la andiamo a radere al suolo, perché deve essere completamente romana. Deve essere completamente romana. Tra l'altro questa fa parte, vero, di Alessandria, esatto. Quindi possiamo reclutare le truppe. Ottimo. La andiamo a convertire. Ci facciamo... cosa ci possiamo fare? Allora, potremmo fare una villa sicuramente. E poi vediamo successivamente. Purtroppo, ragazzi, non è andata benissimo. Pensavo meglio. Qua possiamo addirittura, vero? Dai, dammi l'accordo commerciale. Maledetti, maledetti. Non mi date l'accordo commerciale. E qui non arrivo a destinazione. Beh, ci sta. Ci sta. Allora, vediamo di unire le truppe. Non posso farle perché queste non sono aggiornate. Va bene. Questa è da sola, quindi andremo qua. Ce la porteremo via. Facciamo questi. Li cambiamo un attimo. Reintegriamo le truppe. Ah, però in realtà il reintegro è massivo. Quindi in realtà non ho neanche bisogno di accorparle. Le lasceremo così allora a questo punto. Il reintegro è massivo, va bene. Allora, dov'è? Questa esterna non si può muovere, va bene, perché ho cambiato giustamente l'unità. E niente, allora dai, la lasciamo così, non ci vuole di stare qui a ricambiarla. Non vedo punti dove possono attraversare dall'altra parte, perciò direi che questo turno può finire qua. Adesso ci prendiamo 9000 cucuzze, che non sono niente male. Non sono niente male. Guardate, no, però li voglio vicini all'uscita in realtà. Li voglio vicino all'uscita. Insediamento conquistato. Abbiamo catturato anche una vera meraviglia del mondo. Bene. Finiamo il turno. Ok. Andiamo avanti. C'è morto un figlio. Ormai non li contiamo più. Non li contiamo più i figli che ci sono morti. Grado aumentato del generale. Ok, perché l'avevo messo in addestramento. Fatemi vedere. Livello altissimo, tra l'altro. Bellissimo. Peccato che per ora non possiamo utilizzarlo. Andiamo sull'astuzia. Cos'è che ci fa? Più 15 probabilità di sfuggire agli agenti nemici. Non mi interessa, a dire la verità. Potremmo fare più 5% all'uscita di tutte le azioni. Sì. Dai, facciamo questo. Purtroppo solo a livello 2. Non so se riusciremo a portare a livello 3. Mi sa di no. Qui, ok. Abbiamo un po' di edifici che si sono sbloccati. Ragazzi, loro sono rimasti qua. Sono rimasti qua. E facciamo... E direi che, ma non so, vorrei usarla quasi quasi questa spia, ma in realtà ni. Allora, prima di tutto andiamo a cercare la flotta nemica. Vediamo un po' dove è finita. Dove sei andata? Maledetta. Dove sei andata? Fatti vedere.
Qui c'è un porto. È sparita. Non vorrei che la flotta fosse un esercito che è rientrato. Tra l'altro, mamma mia, qua ragazzi, che assembramento ad Antiochia. Cos'è il nuovo... È la nuova capitale? Mamma mia. Non voglio dividere troppo le flotte, però ci spostiamo verso Side. Ecco, non le ho fatte unire. Maledizione, va bene. Qui, ok. I nemici stanno andando. Ah, guardala qua. Guardala qua, guardala qua. Ah, ma ammiraglio, eccola qui la flotta, dove è finita. Muoviamoci giù. Vediamo di fargli prendere la loro. A me andrebbe anche bene, se prendessero Ephesus. Andrebbe anche bene. Potremmo già attaccare Side. Allora, oppure andare a prendere Fessus, perché lui ha una gittata enorme, ragazzi. Allora, fatemi vedere Fessus. Io lo farei prendere a loro, a dire la verità. Tanto sono delle province che non ci interessano. Quindi io Ephesus lo farei prendere a loro. Side tanto, esatto, fa parte di un'altra triade. E qua scendiamo su Side, sperando che non ci siano nemici in questa zona. Qua io attenderei, li circondiamo, attenderei il supporto navale. Tanto siamo qua, ci manca poco. Bene, bene ragazzi, direi che si sta mettendo proprio bene. Ora andiamo a curare questi uomini che, figurati, non sono messi proprio benissimo. Vabbè, cosa ci fa? Niente. Prendiamo 2 unità, una di cavalleria almeno. Poi prendiamo una corte. No, non possiamo più. No, la togliamo allora. Ok, ci avanzano 7200 denari. Sicuramente un po' li spenderemo per portare in auge questo villaggio. E io ci farei anche dei campi di Marte in realtà, proprio per evitare solo che aspettate. Allora posso farli ancora. Facciamo i campi di Marte e ci facciamo anche una torre proprio per evitare che Kush venga a romperci le scatole. E anzi, adesso Kush, che sembra effettivamente ci voglia abbastanza bene, ci facciamo dai, un accordo commerciale ti devo pagare. Dai, che barba. Ascolta, vai a quel paese. Vai a quel paese. Vediamo, intanto le nostre truppe non si rinforzano più, purtroppo. Sono già arrivate al limite della popolazione. Autorità, astuzia e zelo. Non male, però io voglio più movimento nella campagna, va bene. Autorità, astuzia e zelo. Allora. Io potrei già attaccare con queste 2 legioni. Potrei già attaccare. Non sarebbe male, non sarebbe affatto male. Con questa legione anche. Quindi io direi... Allora, questa fa parte della nostra legione però. Sì, della nostra legione. Allora, facendo parte della nostra legione... interessante. Allora, io gli darei depositi di grano, a dire la verità. Così recuperiamo un po'. Io a questo punto potremmo fare 3 contro 1. 3 contro 1 non sarebbe affatto male. Allora fondiamo queste 2, perché lasciarla così non mi piace. E ragazzi, allora, sperando che loro non vogliano attaccarci, anzi, spostiamoci un po' a nord con la spia. Qua non lo vedremo, però fa niente. Con l'idea che loro non vogliano attaccarci, signori, ci facciamo un panino di quelli mostruosi. Ma mostruosi. Signori, 3 legioni contro la città di Miosormos.
toc toc, sono arrivati i romani. Tra l'altro belli, belli protetti loro, belli protetti. Però ragazzi, non ce n'è. Non ce n'è, abbiamo anche l'artiglieria. A few moments later. Va bene ragazzi, allora io direi che ci siamo. L'attacco di Mos Ormos lo decido io e ce lo giocheremo, ce lo vedremo. Sarà sicuramente un attacco molto molto interessante. 3 legioni, tra cui le migliori fondamentalmente, le migliori e le più esperte che abbiamo. Non full stack ma ci siamo. Abbiamo anche l'artiglieria, quindi cosa volete di più dalla vita? Vi aspetto nella prossima puntata. Mi raccomando ragazzi, se siete di Mos Ormos fate i bagagli, perché adesso la città pioveranno palle di fuoco dal cielo. Signori, forza Roma, alla prossima. Dai Roma!